Bentrovati nel nostro post TG dopo il notiziario di Tele4 in compagnia di Lorenzo Tamaro, segretario del Sindacato Autonomo di Polizia di Trieste, che è tornato a trovarci. Ben trovato. Buonasera a voi. E ci troviamo di nuovo a parlare di episodi di violenza. L'ultimo è avvenuto ieri sera in Largo Barriera, zona calda, perché anche lì successe non moltissimi giorni fa anche una rapina ai danni di due minorenni triestini con protagonista un egiziano e altri stranieri. Ieri la rissa tra pakistani e afghani pare per una questione di droga o comunque per un regolamento di conti. Abbiamo anche intervistato alcuni triestini sul posto che passano sempre in Largo Barriera, chi lavora, chi per andare al supermercato e altre faccende. Insomma, la gente inizia a essere intimorita, no? Da questo clima che si è generato in città. Tanto lavoro per le forze dell'ordine, ieri sono intervenuti i carabinieri, ma insomma anche voi della polizia avete il vostro bel da fare. Beh sì, chiaramente no, l'intervento avviene o dai carabinieri o della polizia o anche in ausilio uno dell'altro, quindi insomma facciamo lo stesso lavoro in sostanza, quindi interveniamo appunto sempre a questi fatti. È un episodio, quello di ieri, che va a susseguirsi ad altri episodi molto simili anche nella stessa zona e anche in altre zone della città, quindi è chiaro che preoccupa questo continuo succedersi di questi fatti. Ci sono degli aspetti che io ritengo siano piuttosto gravi, quello innanzitutto dello scontro fra etnie, perché sì, non è un caso, non è neanche la prima volta. Ricordiamo anche quello che era successo nel coltellamento sul Moleudace, sempre afghani con pakistani, no? Quindi sì, poi c'è il discorso della possibile, probabile, dopo chiaramente ci saranno delle indagini in corso, quindi adesso è anche prematuro un po' parlare il perché è successo o non è successo. Se dovesse essere un fatto di droga o di spartizione di denaro del territorio, questo però è un fenomeno proprio prettamente di criminalità. Io dico, fra l'altro, attenzione, non microcriminalità, criminalità. La microcriminalità non esiste, perché esiste la criminalità. Sono atti criminali, perché un'aggressione, fra l'altro con anche delle armi come che possono essere di mattarelli o di bastoni, insomma comunque sono persone che hanno già nelle autovetture, evidentemente sono già attrezzati per poter avere queste reazioni, queste azioni, quindi credo che sia il discorso etnico, quindi c'è anche un discorso che potrebbe essere legato anche alle etnie. Questo è il frutto di quello che abbiamo anche altre volte detto, di un'immigrazione che per anni è stata ignorata, è stata un'immigrazione soprattutto clandestina, perché Pakistan e Afghanistan sono le etnie che maggiormente in questi anni sono quelle che hanno interessato la rotta balcanica, quindi sono arrivate qui illegalmente. E poi quello che dico, se queste persone commettono questo tipo di azioni, evidentemente qualcosa nell'accoglienza non ha funzionato, questo è chiaro. Io ho sentito anche l'altro giorno l'intervento del questore per quanto riguarda il discorso degli stranieri non accompagnati, nei minori, no? E non è la prima volta che lo dice. E non è la prima volta, e fa bene anche a ricordarlo, e credo che sia sicuramente una strada quella da percorrere, il discorso di insegnare a queste persone che evidentemente nei loro paesi non hanno il nostro modo di vedere di quello che deve essere una società. Però in questo caso qua non si tratta di minori molto probabilmente, quindi è un problema che non si delimita solo sui minori, ma anche sui maggiorenni, insomma. Quindi un discorso molto ampio. Questi sono gli effetti appunto di un'immigrazione incontrollata, di una integrazione che di fatto non c'è, perché quando succedono queste cose, queste persone evidentemente non sono integrate nella nostra società, perché se l'integrazione significa spaccio di droga, regolamento di conti, utilizzo di coltelli e bastoni, è evidente che qualcosa non ha funzionato, insomma. E poi quello che per noi nella nostra cultura funge da deterrenza, no? Come la presenza della polizia o dei carabinieri, oppure anche la paura ovviamente delle conseguenze delle azioni che uno può fare, e quindi andare
insomma, andare in carcere, essere denunciato, oppure anche semplicemente l'avviso orale del questore che insomma è un ammonimento, poi se rifai un'altra volta sono guai. Quindi però sembra che non ci sia l'effetto deterrenza su alcune persone che magari nel loro paese sono abituate anche a ben di peggio. Evidentemente vuol dire che queste misure che noi adottiamo non sono sufficienti appunto ad avere un risultato che è quello di poter garantire una vivenza serena e tranquilla della brava gente, della gente che invece si comporta bene e che vorrebbe appunto continuare a vivere in tranquillità, a passeggiare per la nostra città e per le nostre città, perché il problema di Trieste, lo ripeto, non è un problema della nostra città, ma è un problema delle città italiane, quindi se noi andiamo a Udine, purtroppo in certe zone il problema è lo stesso, se andiamo anche in altre città d'Italia, senza parlare poi delle grandi città metropoli, questo problema c'è, esiste e lo vediamo anche dalle cronache. Quindi voglio dire, evidentemente queste misure che abbiamo attualmente servono a poco. E poi sono sempre un po' le stesse zone, Largo Barriera, Piazza Garibaldi, Piazza della Libertà, soprattutto quando c'era il Sillos pieno di stranieri. Sono un po' dei luoghi, non so, proprio quelli, no? Che sono dove si concentra la maggior parte delle violenze. Insomma, per esempio uno potrebbe aspettarsi di trovare molto di più in periferia, invece proprio le bande di stranieri sono vicinissime, sono in centro città. Diciamo che mentre tanti anni fa c'era un problema soprattutto più nelle periferie rispetto al centro città, oggi sembra che la questione sia l'esatto contrario, insomma. Quindi il presidio da parte delle forze di polizia io credo ci sia in maniera adeguata, perché voglio ricordare che ci sono i reparti prevenzione crimini, supporto ai territoriali, c'è il reparto mobile e il battaglione mobile. Ieri nei fatti appunto di Barriera è intervenuto il battaglione mobile dei carabinieri, appunto quei reparti antisommossa, quindi erano anche adeguatamente attrezzati per poter affrontare attività di questo tipo, però quello che appunto credo sia grave è il fatto che sembra non abbiamo gli strumenti adatti per poter contrastare questa cosa qua, e quando parlo di strumenti adatti mi riferisco a quei strumenti normativi che evidentemente forse bisognerà cominciare a intraprendere, perché evidentemente le norme che abbiamo oggi non bastano, e soprattutto bisognerà ridare anche una certa autorevolezza alle forze dell'ordine, perché questo non vale solo per questi episodi che accadono in città, valgono anche per quello che stiamo vedendo anche nelle altre città d'Italia nel discorso dell'ordine pubblico, che in questi giorni insomma stiamo vedendo degli veri e propri assalti nei confronti delle forze dell'ordine e delle strutture delle forze dell'ordine, vere e proprie stazioni di carabinieri o commissariati. Credo che questa è una cosa, bisogna dare un segnale diverso, attaccare le forze dell'ordine o creare delle lesioni alle forze dell'ordine deve essere punito in maniera diversa. Oltre a episodi di violenze fra stranieri come quello di ieri, poi ci sono altri episodi ugualmente se non più inquietanti, come la rapina e i danni di 2 ragazzini triestini ad opera di un gruppetto di giovanissimi stranieri. Anche lì rapinare con un coltello per pochi spiccioli, peraltro il bottino era pochi spiccioli e un cellulare. Adesso non per far passare ovviamente il messaggio che bisogna scegliere meglio il proprio bottino, ma come per dire, non ci si fa preoccupazioni ad agire con la violenza così alla luce del sole davanti a tutti, anche per appunto pochi spiccioli. Esatto, e anche qui evidentemente c'è la consapevolezza da parte di chi compie queste azioni che non succederà nulla nel caso appunto uno venga arrestato o poco nulla, ci sarà una denuncia a piede libero come spesso accade, e quindi non c'è nessun danno per la persona che compie queste cose, insomma, ecco. E dall'altra parte la gravità del fatto che ormai quasi ogni azione viene compiuta con un'arma, che sia un coltello, che sia un bastone, che sia appunto come in questi casi il mattarello, però insomma comunque con un grosso rischio da parte della vittima, insomma. Anche la trasferta, se così venisse confermato, come pare che sia così, una trasferta da Udine fino a Trieste. Esatto, questo
amplifica la gravità di questo fatto specifico, insomma. Quindi ecco perché prima ho fatto accenno al discorso di criminalità, forse anche a livello mediatico bisognerebbe cominciare a trasmettere altri segnali, no? Microcriminalità sembra sempre una cosa spicciola, non è una cosa spicciola chi subisce questo reato, e lo vediamo da parte anche della stessa gente che effettivamente esce di casa e si ritrova in questa situazione senza rendersi conto. Io capisco la preoccupazione dei cittadini, onestamente. E poi per quanto riguarda invece l'organizzazione delle forze dell'ordine in città a livello di organico, noi abbiamo spesso parlato di questa situazione, so che sono arrivati come dire, dei ricambi forse, dei rinforzi. Io credo li chiamerei ricambi. Io richiamerei appunto dei ricambi, perché sento citare spesso rinforzi. Mi pare 18 Sì, nuovi agenti, ci sono 5 nuovi ispettori, insomma, quindi ben vengano, perché sono personale giovane di cui ne abbiamo disperato bisogno. Io credo, l'ho detto anche altre volte, che oggi come oggi nelle forze di polizia l'emergenza sia appunto la carenza dell'organico, quindi l'arrivo di 18 unità di agenti, 5 ispettori, sicuramente è l'infa vitale per le nostre forze, parliamo della Polizia di Stato in questo caso. Allo stesso tempo però parlare di rinforzi mi sembra che non sia corretto, perché noi quest'anno a Trieste abbiamo avuto almeno una 60ina, parliamo della Polizia di Stato, di pensionamenti, quindi questi numeri qua purtroppo non riescono a essere colmati dai nuovi arrivi. C'è da dire che in questi ultimi 2 anni molto è stato fatto per il discorso degli arruolamenti, quindi c'è un impegno da parte del governo, c'è un impegno da parte appunto anche del nostro Dipartimento per controvertire quello che è stato una politica scellerata dei tagli degli anni precedenti. E quindi c'è un forte impegno, però c'è un gap da recuperare che è ancora notevole. È stata una politica sbagliata negli anni precedenti, perché noi l'avevamo detto più volte quello che sarebbe accaduto, e oggi sta accadendo nelle nostre strade. Ecco perché adesso, oltre a una questione di organici, dotazioni, bisognerà dare anche sicuramente quei strumenti normativi alle forze dell'ordine per poter cercare di arginare questa criminalità. Adesso anche col nuovo codice della strada sono aumentati i controlli più in generale, cioè ovviamente i controlli sulle strade, che poi però valgono anche per altre questioni, magari viene sorpresa la persona che non doveva rientrare in Italia, oppure... Assolutamente sì, più controlli ci sono, chiaramente più possibilità di anche trovare qualcosa che non va c'è. Questi controlli aumentati però possono influire, tra virgolette, negativamente sull'assetto organizzativo delle forze dell'ordine, cioè l'organico è un po' in emergenza di conseguenza. Assolutamente, più servizi, si lavora di più. Ci sono più servizi da fare, e con il numero di personale che è sempre quello, quindi è chiaro c'è un sovraccarico di lavoro. Faccio un esempio: l'ufficio immigrazione a Trieste è in forte difficoltà, proprio perché sappiamo la situazione della rotta balcanica, dei permessi di soggiorno e quant'altro, però il personale è sempre più ridotto, e quindi è chiaro che le pratiche da evadere sono sempre in aumento con personale in meno. Sono passato davanti alla questura, anzi sono entrato in questura pochi giorni fa per la conferenza stampa del dottor Ostuni del questore, e ho visto fuori proprio al lato del teatro romano una marea incredibile di gente che aspettava con i documenti per entrare. Però il personale dell'ufficio immigrazione a Trieste praticamente quotidianamente fa già i doppi turni, quindi voglio dire, non è pensabile qualcosa di più di quello che già stanno facendo, insomma. Ecco. Che bilancio trai dal 2024 un po' in generale per il SAP? Per il SAP è stato un buon anno, anche per il discorso dei consensi da parte dei nostri colleghi, quindi assolutamente positivo. Adesso ci aspetta una stagione congressuale, avremo il rinnovo delle cariche, siamo un sindacato serio, importante a livello nazionale e anche a livello locale, quindi faremo appunto i congressi come vanno fatti, e da lì verranno fuori le nuove segreterie appunto per il prossimo quinquennio, insomma.
Un flash, parlavamo prima che Trieste non era sotto i riflettori per tanti anni, adesso però nell'ultimo anno abbiamo visto, insomma, il ministro Piantedosi, anche con la liberazione di parte del Porto Vecchio, qualcosa è stato fatto. Beh, per l'alleggerimento, intendo, della situazione, della gestione della rotta balcanica. Sì, no, si sta facendo, infatti si sta facendo, il problema è che per anni forse si è dimenticata questa parte d'Italia, si è dimenticato il fenomeno soprattutto della rotta balcanica. Noi come SAP su questo siamo stati molto attenti, abbiamo denunciato per anni appunto l'assoluto silenzio da parte anche del mass media all'epoca chiaramente su questo fenomeno, temendo quello che sarebbe accaduto dopo. Purtroppo è accaduto dopo, però a differenza di quegli anni adesso c'è un'attenzione, questo bisogna dirlo. Va bene, grazie a Lorenzo Tamaro, segretario provinciale del SAP grazie di Trieste, e ovviamente alla prossima e buon lavoro. Buonasera. Grazie per averci seguito in questo approfondimento dedicato a Trieste e vi auguro buona serata. La conferma arriva direttamente dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. La cabinovia Mare Carso di Trieste è finanziata. L'assessore Bertoli, come garantito da Salvini. Regolamento di conti e droga, 7 denunciati per la rissa a colpi di Mattarello in largo Barriere, innescata da spacciatori pakistani provenienti da Udine. Infermiere aggredito al pronto soccorso di Monfalcone, marocchino in arresto, è solo una delle tra le 17 denunce e sospensioni di licenza effettuate in settimana dalla questura di Gorizia. Operai della Tirso in piazza davanti alla prefettura, sbloccato il pagamento della cassa integrazione arretrata, ma il futuro è in forte dubbio. Entro marzo pronte le scogliere a mare davanti ai Topolini, poi le altre davanti la costa, l'impegno dell'assessore Scoccimarro a Sveglia Trieste. Domani riapre al traffico la galleria Sandrinelli, troppi i furbetti che l'hanno attraversata comunque durante la settimana di stop. La pallacanestro Trieste batte Pistoia e chiude al 7° posto al termine del girone d'andata. Saluti a Bossi che va a giocare in A2 con Orzinuovi. Buonasera e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con il notiziario di Tele4. La conferma è arrivata direttamente dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con Matteo Salvini, che ha firmato il decreto. La cabinovia Mare Carso di Trieste è quindi finanziata. Arriva anche il plauso dell'assessore Bertoli, che dice, come aveva già garantito il ministro Salvini, e non rinuncia a dare una stoccata al già ministro e senatore pentastellato Patuanelli. È arrivata la notizia che il ministro Salvini, e lo dico con grande piacere anche del segretario della Lega, ha mantenuto la parola e l'impegno che aveva preso. Tutta la soddisfazione dell'assessore al bilancio del Comune di Trieste, Everest Bertoli. Le coperture per il finanziamento della cabinovia ci sono. Pubblicato il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che assegna al Comune di Trieste gli oltre 48 milioni di euro per la realizzazione dell'intervento cabinovia metropolitana Trieste-Porto Vecchio Carso. È un punto molto importante e, come avevamo da tempo detto, insomma, la cabinovia è sempre stata finanziata. Attendiamo gli ultimi passaggi formali e burocratici, insomma, da parte di altre amministrazioni per avviare un'opera che diventerà un simbolo e rappresenterà qualcosa di unico, univoco per Trieste nel panorama nazionale ed europeo. Era stato lo stesso ministro Matteo Salvini ad assicurare l'esistenza delle coperture finanziarie per la realizzazione dell'opera durante la visita a Trieste lo scorso 4 dicembre. Esattamente un mese dopo, il 4 gennaio, il capogruppo del Movimento 5 Stelle al Senato, Stefano Patuanelli, aveva dichiarato che invece tale finanziamento non era mai stato previsto e che non ci fosse alcuna certezza sui fondi. Dopo la notizia di oggi, l'assessore Bertoli si concede una stoccata all'ex ministro pentastellato. Ahimè, troppi politici del centro-sinistra in questa città giocano allo sfascio e al mancato realizzazione delle opere
che sono e rappresentano il futuro della città. E mi dispiace, per l'ennesima volta vengono smentiti, evidentemente, e lo dico con grande affetto per il mio caro amico Patuanelli, l'ex ministro non sapeva leggere il bilancio dello Stato. Siamo alla cronaca, 7 denunciati fra pakistani e afghani per la grave rissa di ieri sera a Trieste, spaccio di droga e offese pregresse alla base delle violenze. Gli aggressori sarebbero arrivati in macchina da Udine. Il servizio. Ormai tutta la zona è diventata pericolosa. La sicurezza a Trieste sta scendendo per i cittadini. Bisognerebbe fare qualcosa anche per la sicurezza di chi abita e chi lavora in questa zona. No comment. Cresce la paura dopo l'ennesimo episodio violento fra stranieri, da Udine a Trieste per spacciare droga, poi la discussione finita male, sfociata in una violenta rissa a colpi di mattarelli. Non solo affari di droga, anche un regolamento di conti per offese pregresse. Ecco cosa ci sarebbe alla base degli scontri fra afghani e pakistani ieri sera in Largo Barriera. Erano le 18:30 quando è scoppiato il Far West sull'isola pedonale fra Corso Saba e via Carducci, di fronte all'Urban Café. Secondo quanto appreso, un gruppo di pakistani, 5 persone, sarebbe arrivato da Udine in macchina per vendere dell'hashish all'altro gruppo di stranieri. La violenza sarebbe partita a seguito di una trattativa finita male, ma sembra chiaro che alla base ci fossero già intenti violenti. Alcuni pakistani brandivano mattarelli da cucina e in un attimo è scoppiato il parapiglia. Chi è stato colpito alla testa, chi alla schiena. I feriti, almeno 3 persone, sono stati medicati sul posto dai sanitari del 118 arrivati in ambulanza. A sedare la rissa i carabinieri intervenuti in assetto antisommossa con caschi, scudi e manganelli. I protagonisti della rissa sono stati bloccati e i mattarelli sequestrati. Trovata anche della droga all'interno dell'auto con la quale il gruppo di pakistani era arrivato a Trieste. Alla fine il bilancio è di 7 cittadini stranieri denunciati, 2 afghani e 5 pakistani, ma sembra che i coinvolti nella violenza fossero di più. Alcune persone sono riuscite a fuggire prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. Quello di Largo Barriera però non è l'unico episodio violento avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri. Quasi in contemporanea un'altra rissa fra gruppi di giovani sia italiani che stranieri è scoppiata in piazza Oberdan. È successo alla fermata del bus dove fa capolinea la linea 38. A innescare l'episodio pare sia stato un commento all'indirizzo di una ragazza. Sul posto le volanti della polizia, ma i giovani al suono delle sirene si erano già sparpagliati altrove. È stato arrestato dalla polizia a Monfalcone il responsabile dell'aggressione a un infermiere all'ospedale San Polo. In 2 settimane il questore ha emesso 7 misure cautelari e 9 avvisi orali. Il servizio di Laura Bucarella. È stato arrestato dalla polizia l'uomo di origine marocchina che nella notte dell'Epifania ha aggredito un infermiere del pronto soccorso di Monfalcone brandendo un coltello. Il sanitario era riuscito a disarmarlo ma aveva riportato contusioni guaribili in 8 giorni. L'aggressore si era già reso responsabile di un altro episodio analogo nel dicembre scorso. Il suo arresto è solo uno dei risultati riportati dalla polizia di Gorizia nel mandamento monfalconese nelle ultime 2 settimane. Complessivamente il questore Luigi Di Ruscio ha emesso 7 misure cautelari e ha avviato 9 procedimenti per avvisi orali nei confronti di cittadini italiani e stranieri, di cui 5 minorenni, in considerazione di 3 episodi di violenza avvenuti negli scorsi giorni a Monfalcone. In particolare, oltre all'aggressione dell'infermiere al pronto soccorso del San Polo, anche l'aggressione subita da un cittadino italiano, avvenuta il 27 ottobre in via Sant'Ambrogio, per la quale 6 persone sono state indagate, e la rapina con accoltellamento ai danni di un 35enne marocchino avvenuta lo scorso 20 dicembre in via Romana, per la quale una persona è stata arrestata e un'altra è indagata in stato di libertà. In questi ultimi giorni, sempre a Monfalcone, è stata sospesa la licenza al gestore di un locale del centro per 7 giorni per aver violato per 2 volte l'ordinanza sindacale che impone la chiusura alle 20:30 a quelle attività che detengono alcolici. Lo stesso provvedimento sarà adottato nei confronti del gestore del bar nel quale una minorenne è stata colta da malore dopo aver bevuto alcolici. Su proposta dei carabinieri sono stati infine irrogati 7 fogli di via con divieto di ritorno nel comune per altrettanti cittadini romeni dediti a furti nella zona. Continuano i controlli delle forze dell'ordine sulle strade a Trieste e provincia, 4 le patenti ritirate, altrettante denunce, è il bilancio dei controlli dei carabinieri di Trieste nel fine settimana. 4 patenti ritirate, altrettanti denunciati a seguito dei controlli dei carabinieri di Trieste. È il bilancio degli ultimi giorni dell'attività dei militari dell'Arma fra il monitoraggio del raccordo autostradale del centro città.
Nello specifico un romeno di 39 anni è stato denunciato perché sprovvisto di documento di riconoscimento e per la violazione del divieto di rientro in Italia emesso nel 2022 dal prefetto di Campobasso. L'uomo è stato intercettato dai carabinieri all'altezza della stazione di servizio di Duino in direzione Trieste. L'auto del romeno è stata sequestrata. Un 28enne invece è stato denunciato perché risultava positivo all'alcol test a seguito di un incidente senza feriti. Anche in questo caso patente ritirata e auto sequestrata. Stessa sorte per un giovane di 32 anni, sorpreso ubriaco alla guida. Infine una donna di 63 anni, durante il controllo dei militari dell'Arma, ha rifiutato di sottoporsi al test antidroga. Il successivo controllo del veicolo ha permesso il ritrovamento di alcuni grammi di marijuana. La droga e la macchina sono state sequestrate e la donna denunciata. Presidio questa mattina in Piazza dell'Unità d'Italia per le lavoratrici della Tirso. Si sblocca intanto il pagamento della cassa integrazione arretrata, mentre l'ipotesi di una soluzione che vede coinvolta una realtà imprenditoriale veneta è accolta con freddezza. Umberto Bosazzi. La comunicazione del prefetto arriva tramite il segretario provinciale della CGIL Massimo Marega. Agli operai, nella maggior parte donne della Tirso, la cassa integrazione di novembre sarà versata entro il 21 gennaio, quella di dicembre entro il 24 gennaio. La notizia però poco ha scosso gli animi delle persone presenti stamani in Piazza Unità. Il presidio era stato indetto proprio per sottoporre al prefetto la situazione dell'azienda e di chi vi lavora. Io personalmente ho ricevuto l'ultimo stipendio, che sarebbe la paga di ottobre, il 3 di dicembre, alcuni addirittura un paio di giorni prima di noi. Io l'ultimo versamento, come la maggior parte dei miei colleghi, l'abbiamo avuto il 28 di novembre da parte dell'INPS. Non puoi muoverti, non puoi comprarti da mangiare, se non hai qualcuno che ti aiuta non puoi fare niente, non ti metti neanche in macchina, non so, per andare a farti un giro, perché non puoi, perché non hai soldi, perché la macchina consuma benzina e non puoi metterti la benzina perché non hai soldi, non puoi dare da mangiare ai fioi, non puoi comprarli un giubbotto, non puoi fare niente se non hai qualcuno che ti aiuta. Chiami l'INPS qui di Trieste, non sanno niente, dicono che è tutta colpa di Roma, qua è tutto un scaricabarilli, però la gente è 2 mesi e mezzo che attende lo stipendio. Fra l'altro, in questi giorni si è fatta sempre più insistente la possibilità che la questione si vada a risolvere con l'ingresso di un imprenditore veneto, eventualità data al 99% dal presidente regionale di Confindustria e che tuttavia viene accolta non senza una certa freddezza. E speriamo che qualcuno ci aiuti e che ci dia delle risposte concrete, perché alla fin fine sono solo chiacchiere e di chiacchiere qui non si mangia alla fin fine. Abbiamo visto la dichiarazione rilasciata dal presidente di Confindustria del Friuli Venezia Giulia, sembra che a suo dire al 99% ci sia una risoluzione. Attendiamo naturalmente di essere chiamati al tavolo, perché poi se auspicabilmente ci sarà una risoluzione vogliamo capire anche i contenuti di quella risoluzione. Proseguono i lavori per il ripristino e la messa in sicurezza di Barcola dopo le mareggiate. Per la parte di competenza regionale, quella a mare, l'assessore all'ambiente ha fatto il punto sulla sistemazione delle scogliere che dovrebbe concludersi entro marzo, ma secondo Scocimarro è importante progredire anche con il progetto di rifacimento complessivo di tutto il lungomare. Il punto è il seguente, che proprio stamattina mi trovo con il sindaco di Piazza e con i nostri dirigenti per fare punto nave di quello che è la nuova riqualificazione. Punto nave tra Regione e Comune sullo stato dei lavori per il lungomare di Barcola. Da un lato la riparazione dei danni delle mareggiate e la messa in sicurezza, operazione che dovrebbe concludersi entro marzo. Con importanti fondi della Regione, 6 milioni per la parte della camminata, e poi Topolini, e adesso in queste settimane, Bora permettendo, verranno rimesse gli scogli su quello che era la scogliera dei Topolini e tutta la costiera di Barcola, laddove c'erano degli scogli. Cioè noi la maggior parte non li vediamo perché nei decenni le mareggiate se li sono portati via, adesso vengono ripristinati con una chiatta che mette altri scogli o prende quelli che sono sotto e li mette sopra. Entro la primavera il cronoprogramma dei lavori, mi dicono gli uffici, dovrebbe essere concluso. Più a lungo termine il progetto per cambiare il volto del lungomare, che vede coinvolti la Regione per la parte a mare e il Comune per quella a terra. L'assessore intende dare un impulso al prosieguo del piano. Abbiamo una linea di costa completamente artificiale, esposta ai quadranti di venti importanti ed esposta ad altre mareggiate. Quindi abbiamo messo i cerotti su qualcosa che sappiamo si romperà di nuovo. Quindi una nuova costiera
di Varcola, la nuova linea di costa, e abbiamo mostrato con ampia dovizia dei particolari più di un anno fa quelli che sono i rendering. Li abbiamo condivisi con la popolazione, è venuto fuori che la maggior parte dei triestini, direi la totalità dei triestini, è d'accordo nel rifare questa linea di costa in cui si prevedono degli archi all'interno dei quali c'è un ciotolato come quello di Porto Piccolo, per capire, perché la sabbia da noi lo porterebbero via comunque le condizioni meteo, e a quel punto si potrebbe ampliare di tanto la fruibilità degli stabilimenti di Varcola. Barcola, 4 corsie. Il sindaco di Piazza non vede alternative per la soluzione dei problemi al traffico del lungomare. Sarà poi prorogato il termine per il parcheggio sorto in Piazza della Libertà, provvisoriamente al posto della sala Tripkovic. Per quanto della riconsiderazione del lungomare di Barcola attiene al comune, il sindaco di Piazza ha le idee chiare. Bisogna, afferma, guardare alla situazione davanti all'Hotel Greif. Bisogna fare la 4ª corsia, come davanti al Greif, questa è la realtà e su questo stiamo discutendo. Naturalmente un interramento a mare costa. Il sindaco non nasconde la difficoltà e la complessità di un eventuale progetto. Tornasse indietro, approfitterebbe, dice, di una chance a suo tempo presentatasi. Mi sono pentito in questi anni solo di non aver messo i 270.000 cubi che ho messo all'interno della cava Pacanoni quando abbiamo fatto la grande viabilità. Era meglio se si continuava lì con la pineta di Barcola fino al bivio. In ogni caso Di Piazza taglia corto su probabili dissapori con l'assessore regionale Scoccimarro. Risolveremo anche questo, anche perché Fabio è un amico, è una persona che sa ragionare. Infine Di Piazza risponde positivamente alla richiesta da parte del presidente Confcommercio Antonio Paoletti di estendere il parcheggio sorto provvisoriamente dove un tempo vi era la sala Tripkovic. Se Paoletti ha preso una proroga ce l'ha già, è una necessità. Siamo pieni di turisti, abbiamo il problema dei cantieri nel Porto Vecchio, quando avremo il Porto Vecchio non ci saranno problemi. Sapete quello che vogliamo fare lì? Voglio fare un pezzo di Carso con l'architetto Kipar, ma adesso che è vuota, anche se mettiamo 4 automobili, non credo che facciamo il danno della città. Entro la giornata di domani riaprirà la Galleria Sandrinelli, chiusa al traffico per una settimana e oltre per i lavori a Cegas alla rete idrica. Tanti però i furbetti che hanno violato il divieto di circolazione in questi giorni. Vediamo com'è andata. La Galleria Sandrinelli riaprirà entro la giornata di domani, come conferma Cegas. I 2 giorni di proroga della chiusura al traffico sono serviti a riparare la condotta fognaria e domani sarà completato il ripristino con l'asfaltatura della carreggiata. Stanno per finire dunque i disagi alla circolazione, così come le infrazioni che in questi giorni di chiusura, conferma il comandante della Polizia Locale Milocchi, non sono mancate. 3 le pattuglie fisse a presidiare gli ingressi alla galleria, interdetta al traffico con le uniche eccezioni per autobus e mezzi di soccorso, ma sono state numerose le auto come pure le moto e gli scooter ad accodarsi ai bus per passare attraverso il tunnel, anche perché in qualche occasione gli agenti hanno dovuto rispondere a chiamate d'emergenza come in occasione della maxi rissa della vicina via Carducci di ieri pomeriggio, lasciando così scoperta la postazione di controllo. Alcuni furbetti sono stati comunque colti in flagrante e multati. Per loro la sanzione è stata di 87 euro. Sia dal comandante Milocchi che dall'assessore De Gavardo è arrivato l'appello a fare attenzione e ad evitare comportamenti scorretti. Il rischio è infatti quello di uno scontro frontale nel tratto della galleria aperta a senso unico alternato. Dopo la riapertura prevista domani, il cantiere a Cegas in galleria riprenderà a febbraio per una durata variabile fra le 2 e le 3 settimane, con un'altra chiusura al traffico e le connesse ripercussioni sulla viabilità. Ai nastri di partenza l'accordo siglato qualche mese fa tra ITIS e Università Popolare. Sono stati presentati i primi corsi frutto del partenariato fra le 2 realtà cittadine. Vediamo. L'annuncio della collaborazione fra l'ITIS e l'Università Popolare era stato dato qualche mese fa. Oggi nell'auditorium della sede di Via Pascoli sono stati presentati i primi 4 corsi frutto dell'accordo. In particolare abbiamo il corso sui cellulari, o meglio sugli apparecchi mobili, dove sappiamo che oggi per esempio la tecnologia mette a disposizione una serie di app anche istituzionali, la possibilità di avere la patente, la possibilità di pagamenti eccetera, cose che
molto spesso trovano la gente in difficoltà. Noi vogliamo fare dei corsi semplici, ma che siano alla portata di tutti e che possano aiutare in questo senso. Il corso di tecnologia facile è affidato all'ingegner Gabriele Ziza. Giuliana Balbi si occuperà di tessitura su telaio da tavolo e di yoga per anziani, mentre il farmacista Paolo Bonivento sarà il responsabile di quello dedicato ai rimedi naturali. Oltre ad ampliare la proposta formativa e culturale dell'Università Popolare, i corsi, all'appello manca uno che sarà presentato a sua volta più avanti, rappresentano un'ulteriore opportunità per ITIS di entrare ancora di più nel tessuto sociale della città. Iniziamo il 2025 con una collaborazione che è veramente strategica, nel senso che per la prima volta l'Università Popolare di Trieste, ente storico, arrivare qua e fare questo, che non è solo per gli anziani, come sembrerebbe perché essendo l'ITIS, ma è aperto diciamo a tutti, chi ha voglia di seguire questi corsi, come tutti gli altri corsi dell'Università Popolare, e per noi è stata una grandissima novità questa collaborazione, questa convenzione che abbiamo avuto con l'Università Popolare di Trieste. Ci fermiamo per una pausa pubblicitaria, ma torniamo fra poco con altre notizie e servizi. State con noi. Prosegue e continua la campagna di aiuti umanitari da parte di associazioni triestine a favore dell'Ucraina, ormai al terzo anno di conflitto dopo l'invasione ad opera della Russia. Stavolta i volontari si sono spinti a ridosso del fronte nella zona del Donbass. A quasi 3 anni dall'invasione russa dell'Ucraina, Trieste continua a dimostrarsi solidale. È arrivata in questi giorni nel paese l'ennesima spedizione di aiuti umanitari destinata alla popolazione civile che da 35 mesi vive ogni giorno sotto le bombe. I volontari, partiti dalla nostra città, si sono spinti questa volta addirittura in Donbass, a pochi passi dal fronte e nello specifico nella regione di Donetsk. Nella località di Liman, quasi completamente distrutta, è stata consegnata oltre 1 tonnellata di cibo, prodotti per l'igiene, vestiario e coperte, oltre a 2 generatori acquistati grazie alla generosità di alcuni donatori triestini. Altre 1000 kg di aiuti sono stati invece consegnati nello stesso viaggio ad alcune strutture ospedaliere di Kiev. Le poche persone rimaste fanno fatica, non c'è la corrente. Abbiamo incontrato un amico che ci ha fatto da guida da Kiev fino qua si sentono in sottofondo gli spari. Complessivamente, se calcoliamo gli oltre 20 viaggi che abbiamo fatto dall'inizio della guerra, calcoliamo di aver portato fra le 40 e le 50 tonnellate di aiuti complessivamente, sia qui nella regione di Donetsk, nella regione di Kharkiv, a Kherson e anche a Zaporizhzhia. Stasera alle 21:10 torna il caffè dello sport con Marco Stabile e qui i suoi ospiti, Markel Brown, guardia della pallacanestro Trieste, Luca Fiordilino, centrocampista della Triestina, Guido Roberti, radioattività, Alessandro Asta, City Sport e Facundo Garcia, portiere della pallamano Trieste. Ora andiamo a rivedere invece gli highlights della partita di ieri sera tra pallacanestro Trieste e Pistoia. Si chiude quindi il girone d'andata, Trieste ha vinto per 80-75, quindi chiude bene al giro di boa, una squadra ancora una volta più forte degli infortuni visti i problemi del match di ieri per Ross e Ruzier. La pallacanestro Trieste chiude al 7° posto il girone d'andata, il suo ritorno in A1, il successo con Pistoia, consegna ai ragazzi di coach Christian l'ottimo record di 9 vittorie e 3 sconfitte. Dentro a quella statistica però ci sono le 2 affermazioni con Milano e Virtus in una lega che vede prima al giro di boa l'ottima Brescia davanti alla corazzata Trapani e a Trento. La formazione biancorossa che nell'occasione saluta Stefano Bossi, pronto per la nuova avventura Scafati in A2, ha di fronte un ostacolo quanto mai superabile. La differenza di talento a favore dei vari Brown, Ross e Valentine rispetto ai toscani è evidente fin dallo start, anche se l'ottimo Forrest, 22 punti alla fine, come il compagno Kemp e l'ex di giornata Cook fanno di tutto sin dall'inizio per mascherare i limiti dell'Estra, che vede come presidente l'altra vecchia conoscenza triestina Ron Rowan e in campo il figliol prodigo Maverick, giocatore vero ma certamente non un top gun. Proprio grazie alla loro abnegazione il primo quarto va in archivio sul 22-21.
1. I biancorossi iniziano a fare sul serio nella seconda frazione, accelerando il ritmo e facendo vedere per alcuni minuti la miglior versione di sé, ricerca del compagno libero con circolazione di palla al bacio e grande esecuzione dei singoli, con Jutov e Brooks ad aggiungersi alla truppa. Trieste tocca il più 16, ma le trovate di Forrest e Silins ricucciano sul 47-36 di metà gara. Nella ripresa, quando l'atmosfera da partita in ghiaccio complica non poco le cose, si infortunano sia Ross che Ruzier e le condizioni di quest'ultimo ancora non sono chiarissime. Gli agili contropiedi ospiti fanno riavvicinare l'Estra e ci vuole la miglior versione di Candussi dentro e fuori dall'area per ribadire la doppia cifra di vantaggio e dare alla squadra quella scossa necessaria per mantenere la concentrazione. Nell'ultimo quarto Forrest continua a fare il fenomeno di giornata, riportando la formazione ospite sul -5, ed ecco che Valentine ad essere chiamato agli straordinari. La sua efficacia nel sfruttare l'enorme talento che madre natura gli ha messo a disposizione fanno il resto, e Brooks nel finale a chiudere i conti con una bimane su rimbalzo offensivo. Nota a margine dell'80-75, nel secondo quarto si rivede Reyes con una grande voglia di rientro, ma condizioni fisiche, mobilità ed esplosività di gambe ancora molto lontane dal livello richiesto per la categoria, nonostante il lungo tempo di recupero. Società e ragazzo faranno bene a fare una riflessione seria in settimana sul futuro. In vista ci sono Final 8 e corsa playoff, con ambizioni dichiaratissime della società. Le interviste del post partita con l'allenatore della Pallacanestro Trieste, Jamion Christian, e l'ala centro Francesco Candussi. Sentiamo le loro parole. Unbelievable adversity tonight, losing both our guards. Just a great job of everybody on the team stepping up in key moments, being at their best when it was required. It's a huge win for us here at home. È stato bello vincere a casa oggi, ognuno ha messo del suo. 2 injuries at the point guard. During this match the team was really good to keep up till the end. Il team è stato bravo a portare a termine la gara fino alla fine nonostante 2 infortuni. It's a great thing I have such a versatile group of guys that always kind of step up to the challenge. You know, I hope these guys are healthy because we need them. They make us better. But Denzel Valentine and Lodovico stepping up like that was really huge for us. Sono stati 2 infortuni importanti, i ragazzi sono stati bravi a portarla a casa. Congrats coach, thank you. Please make sure you donate. Diciamo che avevo cominciato male, un po' sottotono, poi sapevo che la squadra avesse bisogno di uno scarico di energia, ho ripreso un po' le energie, le ho tutte in campo e è andata molto bene. 2 infortuni durante questo match, Colby Ross e poi anche Michele Ruzier. Come siete riusciti a mantenere l'energia? Beh, sicuramente con l'apporto di tutta la panchina. È entrato Stefano dopo tanto che non giocava, ha fatto una partita solida. Lodo agli ultimi minuti ha fatto una partita molto solida, ha fatto 2 giocate importanti. Tutti coinvolti, tutti presenti, gli americani che fanno gli americani, che fanno le giocate giuste, quindi tutti coinvolti ci permette di vincere la partita anche con 2 infortuni. Hai un numero importante stampato sul petto. Sì, è un numero a cui io e Stefano teniamo molto e collaboriamo con loro da un paio d'anni. Stefano consigliere, quindi noi è importante donare per la ricerca perché è importante. Noi faremo il nostro, abbiamo organizzato un evento anche quest'anno, organizzeremo un evento a Trieste, quindi forza AIRC e forza verso Trieste. Così le parole di Candussi, e ovviamente restate sintonizzati su Tele4 questa sera alle 21:10 appunto per il caffè dello sport, dove si parlerà molto ovviamente della Pallacanestro Trieste, tracciando anche un bilancio di questa prima parte della stagione con gli ospiti ovviamente. È tutto dal telegiornale di Tele4 di questa sera, i prossimi appuntamenti con le notizie già domani mattina alle 7 con Sveglia Trieste, poi naturalmente i nostri telegiornali delle 13:20 e delle 19:30, i notiziari di Tele4. Io vi lascio in compagnia del presepe di Antonio, Antonella e Monica. Buona serata.